Il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia si celebra il 22 ottobre insieme a quello sull'autonomia del Veneto. L'appello è del leader dei separatisti veneziani Marco Citran, cui fa eco il mestrino Stefano Chiaromanni. Se il referendum venisse fatto in Election Day ci sarebbe un grosso risparmio perché costerebbe esclusivamente per il costo delle spese per la stampa delle schede elettorali. La stampa delle schede elettorali verrebbe a costare circa 7.000 euro. Ma la questione, riconosce Chiaromanni, non è solo economica. Tra il tema dell'autonomia del Veneto rispetto all'Italia e quello dell'autonomia di Mestre rispetto a Venezia c'è un'evidente analogia. Vorremmo dare veramente una grande occasione di autonomia e di libertà per quanto riguarda i cittadini per decidere il loro futuro, così come l'autonomia del Veneto porterà un risparmio, così i mestrini vorranno dire la loro anche su questa questione. I mestrini sono stanchi di pagare le tasse come se vivessero in piazza San Marco. Contro il referendum sull'autonomia del Veneto si schiera invece il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Io quello che temo soprattutto è che si illuda i veneti, nel senso che dietro il referendum cosa c'è? C'è l'idea di una San Marino del Nord? Questo sarebbe sbagliato. Noi abbiamo una delle regioni più importanti d'Europa. Il Veneto deve decidere, deve chiedere di contare di più a Roma, non di separarsi da Roma. L'unico modo per ottenere davvero autonomia, sostiene Baretta, è attraverso una trattativa col governo, che si è già dimostrato disponibile. Il messaggio viene dato ai cittadini è: votate questo perché il risultato sarà che avremo più autonomia. Ma quale tipo di autonomia? La stessa che si può ottenere con un negoziato.